triste Venezia, soltanto un anno dopo, come triste Venezia se non si ama più. Si cercano parole che nessuno dirà e si vorrebbe piangere, non si può più. Come triste Venezia se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te e non ti chiede niente, perché negli occhi tuoi e dentro la tua mente c'è soltanto lei. Come triste Venezia. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo riproposto la sigla di ieri sera a Focus, sigla di Francesco Ceron sulle note di Come triste Venezia di Charles Aznavour. E oggi siamo al day after, il terremoto giudiziario che ha scosso l'amministrazione comunale di Venezia con l'arresto dell'assessore ai trasporti e alla mobilità Renato Boraso e anche un avviso di garanzia per il sindaco Luigi Brugnaro. Vediamo un titolo del Gazzettino che ovviamente parla di Claudio Vanin, l'accusatore da cui è partita l'indagine a Venezia, imprenditore trevigiano, che dice: è giusto che vengano fuori queste cose, ero stanco di subire minacce. E poi Brugnaro che riunisce la maggioranza, si va avanti, l'indicazione dal sindaco di Venezia nel vertice del day after. Molte le misure nei confronti dei vertici dell'amministrazione comunale, ma anche nei confronti di funzionari e imprenditori. Renato Boraso è in carcere. Intanto sono state rese note le intercettazioni, una parte delle intercettazioni tra lo stesso assessore Boraso e il sindaco Luigi Brugnaro. Sentiamo. 17 marzo 2023. Il sindaco Luigi Brugnaro striglia l'assessore Renato Boraso. Tu non mi ascolti, tu non capisci un cavolo, mi stanno domandando che tu domandi soldi, tu non ti rendi conto, rischi troppo. Se io ti dico di stare attento, ti devi controllare. È un'intercettazione telefonica citata nell'ordinanza del GIP e definita dal giudice di fondamentale importanza, perché il sindaco fa presente a Boraso che lui chiede i soldi alle persone. Alle parole del sindaco, l'assessore intercettato replica: cambio anche il telefono. Brugnaro sbotta: ma non è il telefono, ti hanno messo gli occhi addosso, stai attento a queste robe qua, devi estirparla. In un'altra intercettazione il sindaco dice all'assessore: ascoltami, ho guardato un poco di lottizzazioni, quella di Luca che ha un sacco di robe, non ci sono gli accessi sulle strade, le ho prese in mano, adesso le sblocco il prima possibile, gli ho dato in mano tutto a lui, tu cerca di non intrometterti, lascia che la veda lui. In primo luogo, scrive qui il GIP nell'ordinanza, il sindaco conferma di aver preso in mano delle lottizzazioni che le sbloccherà il prima possibile, citando espressamente quelle di Gianluca Vidal, Rione Pertini, però intimando perentoriamente Boraso di non intromettersi avendole affidate ad un'altra persona. Un'altra intercettazione invece è legata alla vicenda del Park 4.0 all'aeroporto Marco Polo, dove secondo l'accusa l'assessore avrebbe concordato una tangente da 60.000 euro per far passare in comune il progetto del nuovo parcheggio. L'assessore aveva fatto predisporre una fattura da 60.000 euro per dei lavori mai effettuati di manutenzione del verde. La collaboratrice gli chiede se fosse sicuro di quella fattura, dal momento che quell'intervento non gli risultava. Scrivi quello che ti dico, era stata la risposta di Boraso. In regia questa mattina Renato Cappoi e Simone Merlo. Vediamo in questo servizio di Ilaria Marchiori, con cui ci collegheremo tra poco, come si è sviluppata l'inchiesta della Guardia di Finanza. Corruzione, autoriciclaggio, fatturazione per operazioni inesistenti in concorso e il 353 è l'uso, cioè la creazione di
rapporti con privati nella gestione degli appalti in maniera non corretta. A 10 anni dallo scandalo Mose che travolse la città, un'altra bufera si è abbattuta sul comune di Venezia. Queste le accuse con cui l'assessore alla mobilità e ai trasporti Renato Boraso è stato arrestato e portato in carcere. Nell'ambito dell'indagine eseguita dalla Guardia di Finanza di Venezia, coordinata dalla Procura, che vede coinvolti anche funzionari pubblici e imprenditori, è stato notificato un avviso di garanzia al sindaco Luigi Brugnaro in merito alla trattativa di vendita all'imprenditore cinese dell'area ai Pili. Noi stiamo valutando la correttezza della gestione del Blind Trust del sindaco, quindi è stato emesso a suo favore, nel senso per correttezza nei suoi confronti, gli abbiamo semplicemente detto che stiamo valutando questo dato. Forse poteva anche non essere necessario, però per trasparenza dell'attività della Procura abbiamo ritenuto che che fosse messo a conoscenza che stiamo valutando, non è necessario, non c'è niente di segreto, per cui abbiamo ritenuto di poterlo fare nonostante non sia stato attinto nemmeno da perquisizioni. Indagati anche il capo di gabinetto del sindaco e direttore generale del comune Morris Ceron e il vice capo di gabinetto Derek Donadini. Cherchi ha spiegato come l'assessore Boraso, accusato di corruzione per la cessione di Palazzo Papadopoli e del progetto del parcheggio all'aeroporto Marco Polo, intervenisse su appalti in cambio di denaro che veniva giustificato con consulenze in realtà inesistenti. Il succo dell'inchiesta è questo: messa a disposizione di ufficio pubblico a fini privati. Il Boraso interveniva direttamente, ci sono gravi indizi che accertano che il Boraso intervenisse direttamente su funzionari pubblici del Comune di Venezia in particolare, che tendenzialmente, anche se c'è qualche eccezione, che tendenzialmente non si opponevano alla richiesta. Boraso è stato portato in carcere questa mattina nel corso dell'operazione eseguita da circa 200 finanzieri per il pericolo di inquinamento delle prove. È risultata una condotta recente con cui l'assessore stava cercando di eliminare documentazione che in qualche maniera potesse essere usata, diciamo così, contro di lui. Oltre all'assessore, in carcere è finito anche l'imprenditore edile della Riviera del Brenta, Fabrizio Ormenese. Un'attività corruttiva, ha evidenziato il procuratore, che proseguiva da anni. Le indagini ancora in corso sono iniziate nella primavera 2022 in seguito a un esposto presentato alla procura nel 2021. È stato disposto anche un sequestro preventivo di circa 2 milioni di euro. Lo scorso dicembre l'assessore Boraso replicava così dopo il polverone che si era sollevato proprio in merito alla trattativa dei Pili e che parlava di un suo coinvolgimento. Credo che sia praticamente impossibile che il sottoscritto assessore 7 anni fa abbia influito sulla perizia di stima del Palazzo Papadopoli, ma non perché voglio difendermi, basta chiederlo ai 3 funzionari del Comune di Venezia, persone stimate e serie, che hanno curato la perizia giurata di quell'immobile. Intanto vediamo dalla Nuova Venezia il monito di Massimo Cacciari. Finito il ciclo di Brugnaro, ma le toghe non possono sostituirsi alla politica. L'ex sindaco racconta degli incontri sull'area dei Pili in totale correttezza e trasparenza. La macchina amministrativa è oliata per la corruzione? Non credo, non ne ho avuto sentore, risponde Massimo Cacciari, che poi cercheremo di avere al telefono più tardi. 9 gli arresti, una ventina gli indagati, tra questi compare anche il direttore generale di ACTV Giovanni Seno. 6 le persone che sono state interdette dall'esercizio d'impresa. Non tutti gli imprenditori si sono mossi alla stessa maniera, nel senso che ci sono delle gravità diverse che sono state riconosciute dal GIP, tant'è vero che vi sono misure cautelari diverse, nel senso che ci sono misure cautelari restrittive in carcere, restrittive agli arresti domiciliari e sospensione dall'attività, devo dire, valutate fatto per fatto e valutate in relazione anche agli eventuali precedenti penali dei singoli imprenditori, perché taluno ha anche dei precedenti penali, qualcuno ha anche passato in giudicato, e quindi in relazione alla possibilità o meno
in ipotesi che si possa giungere a una sospensione condizionale della pena. Decine le perquisizioni della Guardia di Finanza. Oltre alle 2 ordinanze di custodia cautelare e in carcere, per altre 7 persone tra funzionari comunali e imprenditori sono stati disposti invece gli arresti domiciliari. Si tratta dei veneziani Matteo Volpato, Fabrizio Salis, Daniele Brichese, Francesco Ghislon, domiciliato a Montebelluna, Carlotta Ghislon, la padovana Alessandra Bolognin e Marco Rossini, domiciliato a Mogliano Veneto. 18 in totale gli indagati, tra cui il direttore generale di ACTV Giovanni Seno, per una serie di appalti per i quali i PM avevano chiesto una misura restrittiva nei suoi confronti, rigettata però dal GIP. Seno resta comunque indagato e come lui il responsabile del settore appalti del comune Fabio Cacco. L'interdizione totale per 12 mesi dall'esercizio di imprese e di uffici direttivi di persone giuridiche e imprese riguarda invece i veneziani Gaetano Castellano, Stefano Comelato, Elio Costantini, Francesco Piccolo, i trevigiani Sergio e Stefano Pizzolato. E ovviamente affiorano particolari dalle intercettazioni, vediamo cosa dice sulla Nuova Venezia questo titolo: l'impresario ormenese arrestato che avrebbe detto all'assessore Boraso solita trafila, prendi i soldi. Questi sono dettagli che emergono dalle intercettazioni, dove viene provato anche lo stretto rapporto tra il politico e l'ex imprenditore edile che ha costruito mezza riviera del Brenta. Dalle trattative di vendita dell'area dei Pili, che è tra lo stabilimento di Porto Marghera e il Ponte della Libertà, a quelle del Palazzo Comunale Papadopoli, che si trova proprio a pochi passi da Piazzale Roma. Sono questi alcuni dei filoni dell'inchiesta. Risulta evidente che possa sussistere una correlazione immediata e diretta tra gli atti discussi e varati dal Consiglio Comunale alla presenza del sindaco Brugnaro ed i suoi interessi privati. È un passaggio dell'atto di sindacato ispettivo del 30 luglio 2019, a prima firma dell'allora senatore Andrea Ferrazzi, seguita da quella di altri 22 parlamentari, indirizzato all'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Argomento: l'area dei Pili, che Brugnaro, non ancora in politica, acquistò dal demanio nel 2006 per circa 5 milioni di euro. Allora si ipotizzava la costruzione di un palasport. Oggi, in un passaggio del decreto di perquisizione del vice capo di gabinetto del sindaco Derek Donadini, si legge che Brugnaro, Cerone e Donadini concordavano con l'imprenditore cinese Ching, che puntava a rilevare l'area, il versamento di 150 milioni in cambio della promessa di far approvare, grazie al loro ruolo all'interno dell'ente comunale, il raddoppio dell'indice di edificabilità sui terreni e l'adozione di tutte le varianti urbanistiche necessarie all'approvazione di un progetto edilizio commerciale e residenziale di 348.000 metri quadri. In un altro passaggio dello stesso documento si legge che per facilitare le trattative di vendita dei terreni di Brugnaro, Cerone e Donadini concordavano con Ching e il suo rappresentante in Italia Luis Lotti la cessione di Palazzo Poerio Papadopoli al prezzo di oltre 10 milioni di euro, riducendo attraverso l'esercizio dei loro poteri amministrativi il suo valore di stima, 14 milioni. La riduzione del valore dell'immobile comunale, precedentemente sede della polizia locale e ancora prima scuola, è avvenuta effettivamente, scrivono i magistrati, attraverso il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere da Brugnaro, da Cerone e Donadini, che agivano per conto del primo. E si è detto esterrefatto il sindaco Brugnaro, che ha ricordato che lavora gratuitamente per il Comune di Venezia, non percepisce lo stipendio da primo cittadino. Ha ricordato anche che c'è il blind trust che ha voluto, proprio perché non ci fossero conflitti di interesse, con incompatibilità, e ha detto anche di avere sempre svolto il proprio servizio con spirito di altruismo a sostegno della comunità. Vediamo, sentiamo. Sono esterrefatto. Con queste parole inizia la nota di replica del sindaco Luigi Brugnaro, indagato per concorso in corruzione insieme a Cerone e Donadini. In cuor mio e in coscienza, si legge poi, so di aver sempre svolto e di continuare a svolgere l'incarico di sindaco come un servizio alla comunità, gratuitamente, anteponendo sempre gli interessi pubblici. Per entrare nel merito, l'ipotesi che io abbia potuto agire sui Pili per portare dei vantaggi in termini di edificabilità e o varianti urbanistiche è
totalmente infondata, come ho già avuto modo di spiegare dettagliatamente e pubblicamente più volte. Quella, come noto, è un'area già edificabile da prima della mia amministrazione e mai ho pensato, continua, né messo in atto alcuna azione amministrativa per un cambiamento delle cubature. Stessa cosa riguardo la vendita di Palazzo Papadopoli, che mi risulta alienato secondo una procedura trasparente dal punto di vista amministrativo. Ovviamente, conclude la nota di Brugnaro, sono e resto a disposizione della magistratura per chiarire tutte queste questioni. Sulla vicenda si è espresso anche il presidente di ANCI Veneto, mentre l'assessore comunale Laura Besio ha scritto un post in cui si dice fiduciosa nella magistratura e verso il primo cittadino. Porto la mia vicinanza all'amico sindaco Brugnaro, non so cosa sia successo e spero che in breve tempo venga fatta chiarezza e che possa continuare a svolgere il suo servizio per la città di Venezia. Ovviamente se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, però insomma non ho dubbi sul fatto che il Brugnaro sia una brava persona, quindi mi dispiace per quanto sta succedendo, porto la mia solidarietà e spero che venga fatta chiarezza quanto prima. Sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Veneto Mario Conte, vediamo un titolo, un altro dei tanti titoli usciti questa mattina. Il sindaco riunisce la maggioranza, si va avanti, ha detto, l'indicazione di Venezia nel vertice del DEF. Tra l'altro è previsto un consiglio comunale nel pomeriggio che ovviamente sarà un consiglio comunale infuocato perché le minoranze chiedono le dimissioni di tutta la giunta. Sentiamo cosa ha detto tra gli altri Marco Gasparinetti ed altri esponenti dell'opposizione. Questa mattina 200 agenti della Guardia di Finanza, a cui va il nostro ringraziamento, hanno effettuato perquisizioni in sedi istituzionali, anche in sedi di aziende e società, e questo ci porta a interrogare la pubblica amministrazione che per la prima volta ai suoi vertici, perché parliamo qui della macchina comunale, si ritrova con il direttore generale indagato e con un capo di gabinetto e capo di gabinetto aggiunto indagati. Le opposizioni lasciano l'aula del Consiglio Comunale dopo aver chiesto invano la sospensione delle attività fino a che il sindaco Luigi Brugnaro non riferisca in aula sulle indagini che hanno travolto il Comune di Venezia. È una situazione gravissima e noi non riteniamo che si possa procedere come niente fosse, anche per rispetto delle persone indagate. Purtroppo non abbiamo trovato lo stesso rispetto da parte della maggioranza. Poco dopo arriva anche la richiesta di dimissioni di Brugnaro e dell'intera giunta, prima da parte della capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Erika Baldin, poi dall'intero gruppo consiliare del Partito Democratico in Comune. Chiediamo a tutta la maggioranza e quindi alla giunta di fare un passo indietro per il bene di Venezia e dei suoi cittadini. È evidente che adesso bisogna voltare passo con una nuova amministrazione e un nuovo futuro per Venezia. La convocazione a Mestre della quinta commissione consiliare sul piano di recupero dell'ex ospedale Umberto I a Mestre è la prima occasione di incontro politico dopo che il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi ha disegnato la complessa attività di indagine che sta interessando l'amministrazione cittadina. Non è mai accaduto che l'intero gruppo di comando, diciamo, istituzionale dell'amministrazione sia sottoposto a un'indagine di questa portata. Stiamo valutando la correttezza della gestione del brain trust del sindaco, quindi l'avviso di garanzia è stato messo a suo favore per correttezza nei suoi confronti. Lo ha precisato il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi. Non possiamo far finta di nulla e proseguire i lavori come se nulla fosse, quindi reiteriamo la richiesta di sospendere immediatamente i lavori di tutte le commissioni consigliari previste fino al giorno di domani e poi domani in Consiglio Comunale faremo tutti i ragionamenti politici del caso. La richiesta di interrompere oggi i lavori per una chiarezza che può arrivare tra 10 anni, dal mio punto di vista è totalmente sbagliata. Sostanzialmente sembra che la differenza di lettura tra le parti è che per la maggioranza si tratta di una questione giudiziaria, mentre per le opposizioni la questione giudiziaria apre anche una questione politica. Non è da tutti i giorni che un assessore, tra l'altro di peso come quello della mobilità, e le persone più vicine al sindaco in questo frangente siano indagate. È anche importante per noi che il sindaco venga in consiglio per capire qual è la sua intenzione di fronte al futuro, cioè che cosa ci aspetta, qual è l'idea della maggioranza, qual è l'idea della giunta, qual è l'idea del sindaco per proseguire questa consigliatura.
E del terremoto giudiziario che ha scosso il Comune di Venezia abbiamo parlato ieri sera ovviamente a Focus. Tra gli altri ospiti c'era il commercialista Michele Scibelli, uno dei 3 sindaci della AMV, la Multi-Utility dei trasporti veneziani, che anni fa con l'avvento della giunta Brugnaro si dimise perché non si fidava della nuova compagine politica. Sentiamo cosa ha detto ieri sera a Focus. Anzi, veramente prima in SM, perché ho gestito insieme al presidente del collegio sindacale e anche a altri 2 colleghi sindaci, abbiamo gestito la nascita della holding della VM. Gli incarichi sono incarichi triennali, sono stato nominato nel 2010, poi rinnovato anche nel 2015, per cui avevo altri 2-3 anni di fronte. Feci questa scelta di cui oggi ne sono ovviamente soddisfatto. Non approvai, forse sono stato l'unico a non approvare il bilancio del gruppo del 2015. Perché non l'ho fatto? Perché all'epoca, probabilmente dal punto di vista giudiziario io non riesco a valutare assolutamente nulla, riesco a valutarlo dal punto di vista politico. Notavo una grossa differenza tra i 2 governi della città. Assolutamente, c'era una mancanza di trasparenza già dal 2015 in poi. Non è sicuramente facile gestire un'azienda pubblica gestita sotto delle regole privatistiche, tanto più non lo è facile per un imprenditore che fa il sindaco, perché questo imprenditore, come tutti gli imprenditori che ha fatto, chiamiamoli prestati alla politica, hanno una concezione delle cose pubbliche, delle istituzioni completamente diversa di chi ha delle radici ideologiche. Sono gli stessi che non fanno differenza fra destra e sinistra, sono gli stessi che dicono beh, non c'è nessuna differenza, che attuano questa politica del fare, però di fatto non hanno nessuna base, nessuna radice ideologica. Il loro compito è quello di ottenere lo scopo come se fossero delle aziende private. Su un'azienda privata lo scopo è il guadagno e non l'interesse sociale. Per cui quando ci sono degli imprenditori che gestiscono la cosa pubblica è chiaro che ci sono dei rischi sulla gestione, soprattutto, ripeto, su delle società partecipate dagli enti pubblici sotto diritto privatistico. Questo era Michele Scibelli, ieri sera a Focus commercialista avete sentito, no? Quando gli imprenditori gestiscono la cosa pubblica, si riferiva a Brugnaro, ovviamente i rischi di queste vicende aumentano. Allora andiamo in diretta davanti al Tribunale di Venezia da Ilaria Marchiori. A te Ilaria, dici le ultime novità. Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui davanti alla Procura dove da ieri è stato scoperchiato il vaso di Pandora qui ed si è calata una bufera sul Comune di Venezia. Ebbene, continuano a emergere dettagli, abbiamo sentito già nel corso di questa prima edizione del nostro telegiornale alcuni contenuti importanti delle intercettazioni. Stanno anche iniziando un po' a parlare gli avvocati. Ad esempio questa mattina ci sono state delle dichiarazioni dell'avvocato Alessandro Rampinelli, che è il legale del sindaco Luigi Brugnaro. Non capiamo perché sia indagato, ha detto non ci sono state perquisizioni né sequestri, abbiamo ricevuto solo 1 pagina e mezza di avviso di garanzia e come da procedura non c'è stata consegnata altra carta. Non riusciamo a capire il senso dell'accusa, per noi è inimmaginabile sentir parlare di corruzione, non riusciamo a spiegarci il perché. Il sindaco è esterrefatto, come tra l'altro aveva detto lui stesso ieri, diramando una nota con le sue dichiarazioni. Ricordiamo in merito anche a queste prime dichiarazioni dell'avvocato Rampinelli che ieri il procuratore Bruno Cherchi più e più volte ha voluto ribadire che l'avviso di garanzia al sindaco Brugnaro gli era stato consegnato a sua tutela proprio per informarlo che si stavano effettuando degli accertamenti in merito
all'ormai famosissima trattativa dell'area ai Pili. Il legale di Brugnaro ancora continua proprio sulla vicenda dei Pili, è inspiegabile perché acquisita prima della candidatura a sindaco ed era già edificabile per un notevole volume, una città praticamente. Poi è intervenuto anche sulla questione di Palazzo Papadopoli, spiegando che era stata fatta una prima asta con una stima di circa 14 milioni, andata deserta, e dopo tempo ce n'era stata una seconda, il prezzo si era abbassato ed era stato venduto con un'asta pubblica nella massima trasparenza, dice l'avvocato, con un solo partecipante che l'ha vinta. Siamo riusciti a contattare telefonicamente anche il legale dell'assessore comunale alla mobilità Renato Boraso, che è stato nominato proprio questa mattina, che però al momento non rilascia ancora alcuna dichiarazione perché dice che prima deve prendere in mano l'ordinanza e leggerla riga dopo riga. Sono 174 pagine, per cui ci vorrà del tempo. Non è ancora riuscito a parlare con il suo assistito, lo farà comunque in queste ore, per cui i dettagli, se ci saranno magari di un eventuale incontro con il suo assistito, ce li potrà fornire il suo legale nel corso di questa giornata. Ricordiamo che a breve, tra qualche ora, inizierà un consiglio comunale che si prevede, come facilmente intuibile, infuocatissimo a Ca' Farsetti, e che all'esterno ci sarà una manifestazione dei No Grandi Navi insieme ad altre associazioni del territorio che chiedono a gran voce le dimissioni del sindaco Brugnaro. Dunque le prossime ore saranno decisamente calde qui in città, non solo dal punto di vista meteorologico. Direttore, se non ci sono domande, io qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Ilaria Marchiori e a Francesca Pezzo, l'operatrice. Intanto, in attesa di collegarci anche con Filippo Fois da Venezia per altri particolari, vi do una notizia che è arrivata un'ora fa e stiamo andando sul posto con Anna De Roberto. È successo sulla Transpolesana, un'ambulanza travolta da un'auto durante un soccorso. A Giacciano è successo, ci sono 6 feriti, alcuni sono gravi, sono praticamente membri dell'equipaggio del SUEM di questa ambulanza, stavano lavorando, stavano soccorrendo degli automobilisti. È arrivata e piombata a quanto sembra un'auto che ha colpito in pieno questa ambulanza, ferendo gravemente alcuni dei membri dell'equipaggio. Il presidente Zaia ha parlato di una situazione molto, molto grave. Andiamo a Vicenza perché, come sapete, la NATO ha deciso di inviare a sostegno dell'Ucraina dei missili a corto raggio nelle basi militari americane, in particolare a Vicenza. C'è molta preoccupazione tra i cittadini. È andata a vedere qual è la situazione la nostra inviata Luisa Bertini. Non si placa a Vicenza la polemica e la preoccupazione relativa all'annuncio del rafforzamento USA delle batterie di missili per la difesa aerea. Appunto, si tratta di missili a corto raggio che saranno depositati anche nelle caserme vicentine. Abbiamo sentito che cosa ne pensano i cittadini. Missili a corto raggio che saranno portati nelle basi USA anche del Vicentino, che cosa ne pensa? C'è paura, c'è preoccupazione? Un po' di preoccupazione c'è sempre, naturalmente con le notizie che ci sono in giro e le guerre in corso, chiaramente non è una bella notizia, quindi sì, un po' di preoccupazione c'è. Non che qui siamo stati sempre disarmati piuttosto che sprovvisti di truppe o di quant'altro, però insomma la situazione attorno non è la più favorevole. Un po' di pericolo c'è, però ormai la base americana, gli americani sono parte integrante della popolazione vicentina, quindi questo è il prezzo che si paga. Sicuramente le armi non sono apprezzate, cioè si vorrebbe scongiurare il più possibile guerre e qualsiasi altra cosa di questo genere, e quindi di conseguenza bisogna vedere la finalità, ecco il motivo per cui, con quale spirito viene fatto tutto questo. Non può non esserci preoccupazione. Il
fronte a questa escalation, diciamo, non si può rimanere indifferenti. Vanno bene, ci servono in questo momento. Perché? Perché la Russia è in pericolo, è un pericolo. Allora guardi, la mia opinione è solamente una, le armi insomma anche no per me, e quindi tutto quello che può essere risolutivo è solamente con il dialogo e con l'apertura all'altro in ogni caso. Le armi per me no, solamente questo mi sento di dire. Ma preoccupazione non ce n'è a mio parere, anche perché sono missili a corto raggio e comunque Vicenza convive già da mo' con gli americani, quindi sappiamo che è una città sotto il profilo militare importante per la difesa dell'Europa. Per quanto riguarda la difesa dell'Ucraina, io credo che sia corretto impegnarsi affinché non ci siano degli stati che, usufruendo della forza, impongano le loro necessità. È altrettanto vero che, dato il tempo trascorso, le vite umane che si sono spese sino ad oggi, ci debba essere un impegno politico alla fine di arrivare ad una pace, perché nel bene sia dell'Ucraina sia della Russia e anche dell'Europa ovviamente. Funerali a Canizzano di Vincenza Saracino, la donna che è stata accoltellata ed è morta in un casolare abbandonato, una donna che lavorava in un sexy shop di Preganziola. Andiamo subito in diretta da Lucio Zanato. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, questa mattina alle 9:30 c'è stato l'ultimo saluto a Vincenzina Saracino, la cinquantenne accoltellata, morta dopo 5 coltellate lo scorso 2 luglio. Nell'omelia don Rodolfo Budini, il parroco che ha officiato il funerale, ha ricordato, dice: ricordiamo soprattutto la mitezza, il sorriso di Vincenzina, mentre lasciamo il giudizio ai magistrati che stanno continuando ad indagare, anche se il cerchio si starebbe stringendo sull'autore di questo efferato delitto. Ricordiamo 5 coltellate il 2 luglio all'interno, anzi all'esterno di un casolare abbandonato di via Maleviste, a circa un paio di chilometri qui dalla chiesa di Canizzano, che è alle mie spalle, che oggi appunto ha ospitato le esequie. 5 fendenti che hanno però ancora, sono senza un perché non c'è un movente al momento. Si indaga a tutto campo per quanto riguarda sia la vita privata che quella pubblica di Vincenzina, ma anche dei familiari, per cercare di capire meglio quale potrebbe essere stato il movente. Di sicuro comunque indizi ce ne sono davvero tanti, partendo dal telefonino che è stato ritrovato, partendo da alcune impronte digitali sulla bicicletta elettrica che è stata ritrovata nel luogo del delitto, per arrivare anche al DNA trovato sotto le unghie della vittima, segno che Vincenzina ha cercato di difendersi. Di sicuro chi l'ha aggredita è persona conosciuta da Vincenzina, perché si sono trovati in questo luogo appartato e Vincenzina è arrivata di sua spontanea volontà dopo aver lasciato il luogo di lavoro, il sexy shop appunto dove lavorava, le dipendenze del marito, e poi essere passata vicino a un supermercato proprio lì vicino nella zona, diciamo, di Preganziol. Oggi comunque alle esequie tantissime persone, la comunità di Canizzano, ma anche quella di via San Vitale e quella di 7 comuni si è stretta attorno alla famiglia, che però non ha voluto le telecamere all'interno, quindi quello che noi vi raccontiamo l'abbiamo ascoltato dall'esterno. Tutto questo per dire che adesso si attende semplicemente che la magistratura faccia il suo corso e che quindi il colpevole sia assicurato alla giustizia. E con questo da Canizzano è tutto, a te la linea, direttore. Grazie Lucio. Ancora sangue nel nord-est, ricordo anche che si sta cercando di sapere cosa è successo ad Alex Marangon, che è morto dopo un rito sciamanico dell'abbazia di Vidor e che poi appunto era stato ritrovato cadavere nel Piave. Continuano le ricerche dei killer, sempre che si tratti appunto di un delitto, perché c'è anche l'ipotesi che possa essersi trattato di un incidente. E altro fronte della sicurezza è quello dei ladri. I furti in casa per molti residenti del centro di Salgareda sono notti insonni. Tanta rabbia. Io ho tanta rabbia, veramente. Non siamo più a casa nostra. Questa non è una vita.
non ci lasciano vivere nelle nostre case. Via Dante, via Repubblica, via Soldati, tutto in una sera. Il centro di Salgareda battuto dai ladri, in azione forse la stessa banda, composta da 3 soggetti travisati con cappellini e cappucci, ripresi dalle telecamere dell'abitazione della signora Cinzia in via Dante, dove l'allarme è partito ripetutamente poco prima delle 2 del mattino. Il primo pensiero è stato quello di un malfunzionamento, tanto che ha deciso di staccarlo, poi il sospetto. Sono venuta giù, dalla porta che vedo fuori le ombre, non ho visto nessuna ombra, ho aperto la porta e mi sono trovata in giardino una persona al quale ho detto subito: cosa fai qui, vai via, e lui mi ha detto proprio ha fatto così, sì, e ha fatto il giro della casa. Da là ho capito che c'erano i ladri. Blocchetti delle serrature, rimossi su porte e basculante del garage, aperti alcuni cassetti, portate via un paio di collane. Oro dice non ce n'è più dall'ultimo colpo subito, ma in quel caso Cinzia non era in casa. La vice sindaca Carmela Polinedrio è andata a trovarla di persona, una cittadina ma anche un'amica, ci dice. Dispiace quello che sta succedendo ai nostri cittadini, alla Cinzia in particolare, che mi ha chiamato subito per farmi sapere cosa gli è accaduto. Io dico solo questo, di fare rete con il controllo del vicinato, di segnalare sempre, perché è meglio sempre muoverci subito. La polizia locale può ben poco, i cittadini guardano le forze dell'ordine e nel frattempo si organizzano con il controllo di vicinato. E proprio in questi gruppi sono apparse altre segnalazioni, spiega la vice sindaca. Via Soldati, ennesima porta scassinata. Mezzanotte e mezza. E lei cosa ha sentito? Un colpo. Che si è rotto questo, ha acceso la luce e scappati. E ha fatto tempo a vederli? No. Il vicino del signor Roberto ci mostra il video delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso nel suo giardino i ladri a fine giugno. Abbigliamento e atteggiamenti simili ai malviventi in azione in queste ore. Ma non è finita. Andando ancora a ritroso, poco dopo mezzanotte blocchetto saltato anche alla serratura di una bifamiliare di via Repubblica. Anche qui residenti svegliati dall'allarme. Il padrone di casa, Giorgio Forner, si è presentato alla caserma dei carabinieri a far denuncia e ci racconta che c'era la fila. Mi hanno detto anche che sono dei ladruncoli che si spostano, vengono da fuori, fanno il tentativo e poi vanno via. È la prima volta che vi succede? Sì, per fortuna. E che sensazione è? No, guardi, oggi ho un'ansia che mi scoppia lo stomaco, sinceramente, perché io sinceramente non ho mai avuto paura, non sono una paurosa. Però adesso che ti succede, adesso che ti è successo magari cambia la sensazione. Allora, vi dicevo di un gravissimo incidente sulla Transpolesana, i membri dell'equipaggio SUEM di un'ambulanza sono stati investiti durante i soccorsi da un'auto, ci sono diversi feriti gravi. Andiamo subito in diretta da Chiara Gaiani e da Cristian Roque Allende. A te, Chiara. Sì, buongiorno direttore, con il collega Cristian Roque Allende. Come dicevi, ci troviamo in Polesine, lungo la Transpolesana, questa arteria trafficatissima che collega le province di Rovigo e di Verona. Erano le 8:40 quando un'ambulanza dell'ULSS 5 Polesana, per la precisione della Croce Verde di Adria, era giunta in questo posto. All'incirca ovviamente tutto è stato, tutti i rilievi sono già stati condotti, quindi non ci sono dei segni ancora visibili. Comunque erano le 8:40, ti dicevo, stavano soccorrendo dei mezzi coinvolti in un incidente che era stato causato dall'immissione sulla Transpolesana da una piazzola di sosta di un tir che si era scontrato contro un primo veicolo che era stato tamponato da un veicolo successivo. Quindi i soccorritori erano impegnati quando sono stati travolti da un'auto, un Audi con targa tedesca, arrivata sul gruppo ad una velocità molto sostenuta. 6 le persone, tutti i soccorritori, che sono rimaste gravemente ferite. Il più grave è l'autista dell'ambulanza, un uomo di 57 anni di Badia Polesine, che è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Verona. Molto grave, in prognosi riservata, anche l'infermiera presente sul posto, di cui non abbiamo contezza di quanti anni abbia, di dove sia originaria. Sappiamo però con certezza
certezza che è stata trasportata ed è ricoverata nell'azienda spoderiera di Padova, dove si trova in prognosi riservata. Le altre quattro persone rimaste ferite, tutti i soccorritori, tutti i sanitari, si trovano tra gli ospedali di Legnago e Rovigo. Su questo ovviamente è stato diffuso un comunicato da parte dell'ULSS 5 Polesana, che è vicina al personale in questo momento. Tra i primi a dare notizia del gravissimo incidente anche il presidente del Veneto Luca Zaia, che continua ovviamente a tenersi aggiornato su quelle che sono le condizioni dei feriti, in modo particolare delle due persone più gravi che, ricordo, si trovano ricoverate in questo momento a Verona, l'autista dell'ambulanza, dove è stato portato in elicottero, e a Padova invece un'infermiera presente sul posto. Ecco, direi che per ora queste sono le informazioni che abbiamo raccolto. Se ce ne fossero di nuove vi chiederemo la linea e ovviamente tutte le notizie nei TG di questa sera, direttore. Grazie molte, davvero, Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende, che sono subito andati sul posto. Il tragico destino di persone che soccorrono gli automobilisti e che in questo caso invece sono a loro volta finiti in ospedale. Ci sono stati attimi di paura ieri pomeriggio lungo la A13 tra i caselli di Padova Sud e Terme Ugane per un auto articolato in fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con un'autopompa, un'autobotte, 7 operatori che hanno spento le fiamme che dal trattore si erano estese al semirimorchio del cassone di un corriere. Durante le operazioni di spegnimento nella carreggiata opposta è avvenuto un tamponamento tra due auto con 2 vigili del fuoco che hanno assistito prontamente gli automobilisti, mettendoli in sicurezza e segnalando il pericolo agli altri veicoli in transito. Nessuna persona, per fortuna, è rimasta ferita. E c'è stato un incidente a San Giorgio delle Pertiche. Un motociclista trevigiano è rimasto incastrato sotto ad un furgone. Inizialmente le sue condizioni sembravano disperate, fortunatamente le condizioni dell'uomo stanno migliorando. Con la moto è finito sotto ad un furgone, accaduto ieri sera a San Giorgio delle Pertiche, all'incrocio tra via Fornacci e via Momi. Un motociclista di 24 anni di Conegliano, in sella alla sua 125, si è scontrato all'improvviso contro un furgone Fiat Ducato. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del furgone, in fase di svolta a sinistra, non si sarebbe accorto dell'arrivo dal senso opposto della moto. Il motociclista ha tentato una manovra disperata per evitare il mezzo, ma non ce l'ha fatta. Per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco, che lo hanno affidato poi alle cure dei sanitari del 118. Allertato anche l'elisoccorso arrivato da Padova. In un primo momento le condizioni dell'uomo erano apparse disperate, poi con il passare del tempo la situazione è migliorata. Il giovane è stato portato all'ospedale di Campo San Piero, non è in pericolo di vita. Illeso l'autista del Ducato, che è risultato negativo all'alcol test. Vedete il titolo di Padova Oggi, la morte sul Brenta, i 2 ragazzi che sono purtroppo annegati l'altro giorno. La Lega: bisogna inibire l'accesso alla spiaggia sul fiume, addirittura il sindaco sta proponendo di mettere le foto dei morti su questa spiaggetta, si chiama ormai la spiaggia della morte perché ci sono già state altre vittime, come monito per far capire che davvero quelle sono acque molto pericolose. E il nostro Alex Giuliano è andato sul Brenta, in un'altra località, per vedere se c'erano bagnanti e se sulle altre spiagge del Brenta si prendono le dovute precauzioni. Sentiamo. Tanta gente sulla spiaggetta in riva al Brenta, siamo a pochi passi dal Ponte Vecchio di Bassano, tanta gente che cerca qui il ristoro per la calura, per le temperature di questi giorni. C'è chi ci viene da oltre 30 anni, c'è invece chi, come qualche turista, ha scoperto questa piccola oasi bassanese proprio in questi giorni, proprio in queste settimane. Ma negli occhi di tutti c'è ancora la tragica notizia dei 2 ragazzi che hanno perso la vita a Campo San Martino, trascinati dall'acqua del fiume Brenta. Ebbene,
Qui non ci sono cartelli di divieto di balneazione, la situazione, nonostante la corrente del fiume è sotto controllo, sono in tanti a decidere di fare il bagno, ma sempre mettendo al primo posto la sicurezza. Come vede, sì, non corro nessun rischio e non mi azzarderei mai a fare nient'altro che stare qui in riva. Lei vede magari qualche bagno un po' azzardato? In queste zone l'anno scorso, quando non c'era la corrente che c'è quest'anno, i ragazzi facevano il bagno, ma non era pericoloso evidentemente, infatti non è successo niente di grave. Quest'anno la situazione è diversa e quindi bisogna stare oltremodo attenti. Bisogna stare attenti, prestare sempre attenzione. Molto attenti, perché come vedi tu stesso non si può scherzare. Lei non ha visto persone che hanno, diciamo, osato sfidare la corrente? Io, per il momento no. Lei vede tanta gente che fa il bagno qui nel fiume? Beh, tantissime no, però ce n'è, quelli più bravi lo fanno, perché ci vuole sempre comunque la giusta precauzione, perché ci sono correnti che sono pericolose. La corrente è forte in questo tratto, quindi meglio andarci con cautela sicuramente. Lei ha visto magari qualcuno che ha sfidato la corrente o sono tutti prudenti? No, oggi ho visto solo magari ragazzi che si bagnano i piedi o fino alle ginocchia, quindi tutta gente prudente oggi fino adesso, speriamo. Siamo qui stiamo facendo un giretto qui per Bassano, quindi siamo venuti qui per prenderci un po' d'arietta per il caldo, ecco. Sempre in sicurezza, sempre senza sfidare, diciamo, la sorte? Ma ovvio, anche perché sono sempre stato... mi hanno sempre insegnato a non fare mai cose pericolose, anche da bambino, e quindi sono cresciuto con questa mentalità di stare al sicuro, diciamo. Servizio di Alex Giuliano sulle sponde del Brenta, qui erano bagnanti, avete sentito che parlavano di sicurezza, deve stare molto attenti perché ci sono dei gorghi, dei mulinelli e non basta essere degli ottimi nuotatori perché si viene risucchiati verso il fondo. E si terranno nella chiesa romena di Loreggia i funerali di Stefan Cristoiu, il giovane che ha negato domenica nel tentativo di salvare Ramesh Ganegadhara, 23enne dello Sri Lanka. È successo sul Brenta a Campo San Martino, in quella che è stata definita la spiaggetta della morte. Vi dicevo, sentiamo la proposta del vice sindaco di Campo San Martino, Paolo Tonin, di creare una bacheca con le foto delle persone annegate. Un'oasi di pace e relax che si trasforma in luogo di morte, tanto che chi vive lungo il Brenta chiama la Morta il tratto di fiume a ridosso della cascata dove domenica hanno perso la vita Ramesh Ganegadhara e chi ha tentato di salvarlo, Stefan Cristoiu. Mentre in regione si discute se chiudere o meno ogni accesso e il tema si allarga a tutte le numerose insenature sabbiose lungo l'asta del fiume, nel comune di Campo San Martino il vice sindaco Paolo Tonin porterà questa proposta agli amministratori. Questo pensiero, diciamo, ecco, poi è tutto da verificare se è realizzabile. Mi è venuta un'idea di fare un'operazione in quella zona sul tipo di quella che vengono fatte nelle nostre strade per i morti causati dai sorpassi, dai giovani, quindi recuperare le foto dei morti annegati in quella zona là, eventualmente creare una piccola bacheca con delle scritte a deterrente, proprio perché chi arriva in quella zona si preoccupi sia consapevole che si trova in una zona a fortissimo rischio. Ramesh e Stefan sono solo le ultime vittime delle acque del fiume. Solo lo scorso anno a perdere la vita un giovane tunisino esperto nuotatore e tanti pensano ai salvataggi fatti o ai volti di persone che non ci sono più. Il divieto di balneazione è presente nella rampa di accesso alla spiaggetta, da valutare sicuramente la presenza di un numero maggiore di cartelli. E dai giovani annegati alle tragedie in montagna dove c'è tantissima imprudenza, sentiamo cosa ha detto ieri sera a Ring lo scrittore Mauro Corona. La natura uccide, cioè
Noi stiamo parlando, abbiamo appena vissuto purtroppo una tragedia che è quella del Natisone, che ha sconvolto un po' tutto il mondo, i 3 ragazzi, Patrizia, Bianca e Christian. Purtroppo nelle ultime ore di nuovo il Brenta nel Padovano. Anche qui c'è una cultura da fare sul rischio dei fiumi che manca, non bastano i cartelli. Che cos'è rispetto a chi in montagna faceva il bagno sempre nei fiumi per abitudine? Prego, Corona. No, allora dobbiamo fare i conti con un cambiamento di clima assolutamente brutale, repentino. Sono circa 20 anni, anche 30 che ha cominciato. Quindi dal nostro mite clima mediterraneo, che era il vanto dell'Italia, siamo passati a un clima tropicale, quindi valanghe d'acqua improvvise anche qui. Quindi dobbiamo fare i conti con questo. E non siamo preparati, ma non solo noi mentalmente, ad aspettarci il dramma, ma non è preparata la natura, non è preparata la città, non sono preparati perché abbiamo cementificato ovunque, abbiamo tappato dappertutto, non si possono tagliare gli alberi dei torrenti perché allora intervengono gli ambientalisti, quindi bisogna lasciare stare la natura. Mai si ricorda, diceva Pessoa, perciò è bella. Non è che dove è venuta l'alluvione la natura si ricorda lì non devo più andare. No, torna e come. E quindi dobbiamo ridisegnare il nostro modo di vivere. Là dove sappiamo che è venuta l'alluvione e che l'acqua era 1,5 metri sopra il locale, lì dobbiamo porre rimedio e non esporre più la roba lì. Lo so che è una tragedia perché non hanno i soldi per mettere al piano più alto o spostarlo. Ma noi dobbiamo fare i conti con questa cosa qui. E poi c'è sempre l'impreparazione, che vedono la natura come una cosa idilliaca. Questi ragazzi che ha citato prima, probabilmente se avessero intuito che stava venendo giù, che sarebbe ingrossata di colpo, ma non hanno preparazione, come quelli che vanno in montagna a scalare. Ma sa quanti incidenti di gente che ha visto scalare sulla pubblicità e s'azzardano su una parete che è terribilmente, un 3° grado t'ammazzi. Ecco, ci vuole una base ormai nelle scuole, io comincerei dall'asilo, ma anche nelle scuole elementari, le medie, guide alpine, l'ho detto prima, addestrare a capire dov'è il pericolo. Così Mauro Corona, ieri sera ospite di Ferdinando Avarino a Ring. Non so dirvi chi fosse il signore alle sue spalle, credo uno scultore, no? Uno scultore davanti a una sua opera. Andiamo avanti con la cronaca nera. Fiamme alle prime luci dell'alba di mercoledì 17 luglio, e cioè oggi, stamattina, alla Gobbo Surgelati di Azzano X, 35 i vigili del fuoco che sono accorsi sul posto. Dalle 6:10 circa di oggi, mercoledì 17 luglio, i vigili del fuoco di Pordenone stanno intervenendo con squadre, autobotti e autoscale dalla sede centrale dei distaccamenti di San Vito, Maniago e del comando di Treviso per l'incendio di un capannone di circa 2500 metri quadri di un'azienda operante nel settore alimentare. 35 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione di spegnimento dell'incendio che ha coinvolto l'interno del capannone, dove ci sono celle frigorifere e 3 furgoni. Le fiamme hanno coinvolto anche la copertura sulla quale è installato un impianto fotovoltaico. Secondo le prime informazioni sarebbe divampato a causa di un cortocircuito degli impianti refrigeranti, non avrebbe coinvolto persone, provocando invece danni ingenti alla struttura e alle macchine. Una coppia di anziani che vive in un'abitazione adiacente al capannone industriale sarebbe stata subito chiamata e fatta evacuare dal personale dell'azienda, in tempo prima che le fiamme raggiungessero la loro abitazione. L'intervento è tuttora in corso per quanto riguarda le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area. Servizio di Omar Costantini della nostra redazione di Udine. Vediamo lo shock a Ponso perché è stato trovato morto Paolo Bellomio, chef di 41 anni, famosissimo in Arabia Saudita, una lunga carriera come cuoco negli yacht. Era stato anche giudice per un noto programma televisivo a Dubai.
Era al lavoro nello yacht in cui prestava servizio ormai da più di 6 anni, una morte improvvisa che ha lasciato la comunità di Ponso sotto shock. Paolo Bellamio aveva solo 41 anni, residente a Ponso, è morto a largo di Gedda. A dare la notizia della tragica morte il fratello Simone, contattato dai carabinieri di Ponso ieri sera. Paolo sarebbe dovuto tornare a casa domenica prossima, stava terminando il suo periodo di impiego nello yacht che lo vedeva impegnato ormai da luglio 2018. Si trovava su quell'imbarcazione da almeno 2 mesi e prima di iniziare come d'uso aveva fatto un check-up sanitario. Aveva lasciato l'Italia giovanissimo con il sogno di diventare uno chef di successo. Arrivato a Dubai al Caffè Florian, dove aveva assunto il ruolo di head chef. L'esperienza con Costa Crociere, poi nella cucina del Rosso Restaurant, proclamato il miglior ristorante italiano di Dubai. Nella sua lunga carriera anche la partecipazione come giudice nel programma televisivo Top Chef Arabia. Testimonial per la Peroni per una campagna pubblicitaria pensata proprio per Dubai. Paolo lascia la moglie Grace, thailandese, 2 bambine di 3 e 5 anni. Non è escluso che venga disposta l'autopsia per chiarire le cause della sua morte. Ricorderete la professoressa Maria Cristina Finati che fu colpita nell'ottobre del 22 da pallini di gomma sparati da un alunno che all'epoca aveva 14 anni, una scena che fu ripresa e andò su tutti i social. Oggi la Procura di Venezia ha archiviato il procedimento nei confronti della classe che assistette e non intervenne a difesa dell'insegnante. La Procura dei minori di Venezia ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla classe di Rovigo che assistette all'aggressione della docente con pallini di gomma. Di fatto il reato non è stato riconosciuto. Maria Cristina Finati, docente di Scienze e Biologia all'Istituto Viola Marchesini, era stata colpita l'11 ottobre 2022 alla testa e al volto con dei pallini sparati da un loro compagno con una pistola a giocattolo davanti a tutti gli altri. La scena era stata ripresa da un altro studente e finì sui social. Un procedimento fu aperto contro la classe che aveva assistito alla scena senza però fare nulla. Per i compagni il processo resta in piedi. Il 14enne che bersagliò la docente, il ragazzo che riprese la scena con il cellulare e l'altro che fece sparire l'arma. All'indomani dei fatti era scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio a carico dei 3 quattordicenni ritenuti dalla Procura dei minori autori del fatto. La docente l'8 gennaio dell'anno seguente decise di querelare tutta la classe per diffamazione a mezzo social. Le scuse collettive alla docente arrivarono a fine gennaio, ma non vennero accettate dalla stessa perché ritenute forzate. Adesso andiamo a Bassano del Grappa e sentiamo come è intervenuto il nuovo sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, sulla questione di un campo nomadi. Vediamo. Monta la protesta a Bassano, protesta di cittadini, turisti e camperisti per la presenza di numerosi gruppi di nomadi appropriatisi di buona parte dell'area del parcheggio Gerosa, dal 2017 attrezzato per la sosta dei camper, al punto da esserne diventati una sorta di residenti stanziali. Stiamo parlando delle 18 piazzole presenti, ognuna fornita di corrente elettrica e scarico, con la possibilità di approvvigionarsi alla rete idrica e di utilizzare i servizi igienici. Queste piazzole da diverso tempo sono state occupate ad oltranza da intere famiglie di nomadi. La situazione è precipitata negli ultimi mesi, durante i quali si sarebbero sfiorati anche alcuni episodi di violenza tra gli occupanti e alcuni camperisti in cerca di spiegazioni. Non si tratta infatti solo di un'occupazione oramai diventata stabile e diffusa, ma anche di una questione legata all'igiene e al decoro. Tanti infatti sono i rifiuti abbandonati nell'area, come tanta è la maleducazione dei gruppi di nomadi nei confronti dei turisti, ai quali sarebbe stata addirittura preclusa la possibilità di utilizzare rubinetti e bagni. Negli ultimi giorni la polemica è divampata anche sui social e sul sito Park4Night, punto di riferimento per gli amanti del camperismo, dove fioccano i commenti negativi che vanno a danneggiare e compromettere in maniera drastica l'immagine di Bassano e il suo appeal per questo tipo di turismo. Torniamo nel Trevigiano per la tragica morte di Alex Marangoni. Continuano, come vi dicevo, le indagini in maniera serrata, ma la famiglia della vittima è vittima a sua volta di un odio social senza precedenti. Il post più pesanti consegnati da Pappaluca all'avvocato.
Dalle minchiate che scrivono sul necrologio o parte per un nuovo viaggio capisco che tipo di genitori lo hanno tirato su. Scommetto che non è neppure stato battezzato. I genitori di Alex Marangon, mamma Sabrina e papà Luca, vittime dell'odio sui social. Questo è solo uno dei tanti messaggi indirizzati alla famiglia del giovane morto dopo un rito sciamanico la notte tra il 29 e il 30 giugno. Una morte per la quale non esiste ancora un colpevole, una famiglia che attende di conoscere la verità. Oltre il dolore che dobbiamo sopportare, ora anche queste cattiverie. La grande sofferenza di mamma Sabrina affidata a queste poche parole. Sabrina che proprio per questo nelle ore scorse ha condiviso con il parroco di Marconi il proprio sconcerto, tanto da indurre lui, Don Dario, che ha ufficiato il rito funebre di Alex, a scrivere e consegnare ai genitori una lettera aperta ai giovani. Eccola la lettera. In un passo scrive: vorrei dirvi di non dimenticare Alex e di spegnere le orecchie quando sentirete giudizi, chiacchiericci, gli stessi che in questi post che Papa Luca ha già consegnato al suo avvocato polemizzano sulla scelta della famiglia di celebrare il rito funebre in chiesa. Giudizi gratuiti espressi da persone che con la famiglia non hanno nulla a che fare, sconosciuti in grado di calpestare il dolore solo perché non gli appartiene. E allora la migliore risposta a questi leoni da tastiera sono proprio le parole di Don Dario, che parlano di dubbi, fatiche e inquietudini che sono i dubbi di tutti. Ho paura, si legge ancora, che i giudizi che possono uscire su Alex per giustificare un fatto violento diventino giudizi su un giovane che stava camminando e che magari è inciampato nel cammino, come fanno tutti. Da qui l'invito alla prudenza. Attenti ai cattivi maestri, dice Don Dario, e se ce la fate ogni tanto fermatevi anche qui e confrontiamoci insieme. Qui, in quella chiesa, aggiungiamo noi, che ha accolto Alex, la disperazione della sua famiglia, la musica e i colori fumogeni nel giorno del suo ultimo viaggio. La chiesa che esiste dove esiste il bene e che non giudica. Servizio di Anna De Roberto, andiamo in pubblicità, ma state con noi perché torniamo con i registi Renato Capoia e Simone Merlo tra 2 minuti. Nuovo in diretta con Focus TG, il pubblico ministero Davide Romanelli ha chiesto 12 anni per Elia Fiorindi, 19enne responsabile dell'uccisione di Ayman Adda-Binameur. Elia Fiorindi difeso dall'avvocato Fabio Crea. 12 anni è quanto ha chiesto il pubblico ministero Davide Romanelli per Elia Fiorindi, il 19enne che l'11 maggio 2023 uccise a coltellate Ayman Adda-Binameur. Mi sembra una pena eccessiva sia in considerazione sia per la qualificazione del reato, tenuto conto che il pubblico ministero ha ritenuto sussistere la volontarietà del fatto, dell'uccisione, sia perché in ogni caso, anche laddove dovesse essere ritenuto omicidio come volontario, la pena mi sembra troppo alta rispetto al contesto in cui è avvenuto l'episodio delittuoso. Un delitto maturato in una situazione di degrado dove al centro del violento litigio terminato nel sangue c'era lo spaccio di stupefacente. Secondo l'accusa il giovane avrebbe potuto scegliere di non sferrare i colpi anche se minacciato, ma così non è stato. I fendenti che hanno raggiunto il 17enne sono stati letali. Lui è stato costretto a sferrare quei colpi perché abbiamo dimostrato che per 22 secondi lui, sotto la minaccia del coltello ed essendo, come scrivono i carabinieri, sotto sequestro di Ayman, ha tentato di divincolarsi per riuscire a fuggire. Per 22 secondi non ci è riuscito. Per 17 secondi ha tenuto la sua mano nella tasca dove aveva custodito il coltello e non l'ha utilizzato per 17 secondi. Questo dimostra, spiega l'avvocato Crea, che se avesse voluto ucciderlo lo avrebbe fatto subito e che lo ha fatto quando ha capito che non poteva più fuggire. Solo allora Fiorindi, secondo la difesa, ha colpito Ayman. 4 fendenti. Il ragazzo ha fatto qualche passo e poi è caduto a terra. Poi la questione è dibattuta più volte. Che cosa aveva in mano Ayman? Per l'avvocato Luciano Meneghetti, il legale della famiglia della vittima, aveva una sigaretta elettronica. Per Crea non era possibile vedere, se mai fosse stata quella la sigaretta elettronica tenuta in mano da Ayman, non poteva essere vista del video perché nel video si vede una lama molto lunga mentre la sigaretta di Ayman è di 6 centimetri. Ho fatto vedere al giudice che tenere una sigaretta elettronica in un pugno chiuso, una sigaretta di 12 centimetri, già è una sigaretta che non si riusciva a vedere. Il 25 luglio ci saranno le repliche e poi la sentenza. Fiorindi comunque potrà beneficiare di uno sconto di 1/3 della pena.
Ladri in azione non vanno mai in vacanza, quindi anche a San Cipriano di Roncade hanno colpito, poteva andare peggio perché uno dei derubati, diciamo tra coloro che erano stati presi di mira, è riuscito a metterli in fuga. Vediamo. Ladri acrobati o quantomeno giovani, atletici e pronti a tutto, anche a saltare con un balzo un cancello per fuggire nei campi. La zona è quella dell'area industriale di San Cipriano di Roncade, la lunga e stretta laterale di via Longhin che si snoda tra case e capannoni verso la campagna, dove i ladri hanno già colpito nei mesi scorsi. In questa abitazione la padrona di casa, che a tarda sera è salita per chiudere gli scuri del terrazzino, si è ritrovato un malvivente accovacciato sotto la finestra. Io pensavo di averli cacciati, che erano già sopra da me, però secondo me a questo punto stavano per entrare. Io li ho disturbati perché, alzando la zanzariera, uno ce l'avevo di fronte fuori dal cancello e quindi ha allertato per me l'altro si era in piedi, che magari stava salendo tramite comunque macchine che appunto sono sotto, e per me in un salto sarebbe già venuto sul terrazzino, perché comunque come io l'ho visto saltare il cancello è una cosa fenomenale. Gli era già capitato? No, però la zona qua è presa d'assalto. Vistisi scoperti, i due giovani si sono dunque dileguati senza riuscire a entrare in casa. Una fuga fulminea, sul cancello ancora i segni delle suole. Questa è di una scarpa e questa è di un'altra, perché questa è tutta a righe, invece questa ha anche dei quadrettini, le scarpe da ginnastica. Quindi è da qua che abbiamo capito che erano in due. Nell'abitazione dietro a questa altre impronte, stavolta sul muro della facciata che dà sui campi. I ladri sono saliti sui bancali in legno per raggiungere le finestre del primo piano, mentre la padrona di casa era all'opera in cucina. Ci siamo accorti dopo, quando abbiamo avuto la segnalazione dai vicini. Mia mamma è entrata in camera perché hanno toccato sulla camera, ha visto la zanzariera tirata su, i cassettini aperti un pochettino, hanno portato via qualcosina, niente di particolare. E dopo sono andati via, non so perché, se era mia mamma o perché non hanno trovato nulla, sono andati via. Comunque non se li hai trovati davanti? Fortunatamente no. Però mia mamma non ha dormito stanotte. In zona la mattina era stato notato un giovane a bordo di un'auto scura che, sostenendo di essere un addetto della rete elettrica, aveva effettuato un sopralluogo. Giro che vi è sembrato sospetto? Sì, però non ha preso giù il numero di targa, quindi... Senta, è una zona un po' battuta questa, Ultimamente sì, la gente adesso ha un po' paura. È stata presa di mira anche l'Alta Padovana e uno dei predoni è stato arrestato a Cittadella. Cittadella Carabinieri? Buongiorno, ho i ladri in casa di mia mamma. Ma è là la mamma? Lei è là con la mamma? No, la mamma è uscita, mi è arrivato l'alert e li vedo dalla telecamera. La cronaca in diretta al telefono con il 112 grazie alla tempestiva chiamata di un cittadino che dalle telecamere anti-intrusione si è accorto del furto in atto. I carabinieri di Cittadella sono riusciti ad intervenire in tempo e a bloccare uno dei predoni in fuga. Un furto in pieno giorno, quello che si stava svolgendo in una casa di un'anziana signora di Cittadella che in quel momento non era presente. Il figlio riceve l'allerta dall'allarme sul telefono e controlla le telecamere installate. In diretta vede i ladri entrare in casa, sfondare la porta con un piede di porco e iniziare la razzia. L'uomo avverte i carabinieri che in pochi minuti arrivano sul posto, sorprendendo 4 persone con il volto coperto da cappello e bandane. Uno di loro, per assicurare la fuga dei complici, si scaglia contro i militari e viene fermato grazie all'utilizzo del taser. Nel suo zaino è stato ritrovato il piede di porco, il martello e i guanti. Portato in caserma, si tratta di un 29enne serbo senza fissa dimora, ricercato per una condanna a 2 anni e 2 mesi per reati contro il patrimonio commessi nel 2014. È stato arrestato per tentata rapina in concorso e lesioni. I carabinieri ricordano l'importanza della collaborazione dei cittadini in caso di furto. Se poi rientriamo in casa e ci rendiamo conto che la casa è stata visitata dai ladri, non entriamo in casa. I ladri potrebbero essere presenti ancora in casa. Chiamiamo il 112, richiediamo l'intervento di una pattuglia. Se siamo già dentro e ci accorgiamo che la casa è stata visitata dai ladri, anche in quel caso non tocchiamo niente, perché potremmo pregiudicare il sopralluogo di polizia giudiziaria. I furti sono molto frequenti d'estate, le case sono spesso vuote per le vacanze e le finestre aperte per far passare aria e quindi è più facile entrare. Il giorno prima di Cittadella piove di sacco, un altro ladro è stato sorpreso dal padrone di casa mentre scavalcava la recinzione. I carabinieri lo hanno denunciato, è un 38enne moldavo senza fissa dimora.
Impressionanti queste immagini, servizio di Valentina Visentina. Adesso torniamo in diretta a Venezia, davanti a Cafarsetti, sede del Comune, perché stasera nel pomeriggio ci sarà un infuocatissimo Consiglio Comunale. Vedo anche, pare che ci siano anche delle proteste davanti al municipio. Sentiamo Filippo Fois. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Il Consiglio Comunale, che era programmato da tempo, dovrebbe cominciare alle 14, ma tradizionalmente a Venezia c'è un ritardo che a volte si prolunga anche per più di un'ora prima che comincino le sedute. Effettivamente qui sta cominciando ad arrivare gente. Sono dei comitati di cittadini e i centri sociali, i quali manifesteranno per chiedere le dimissioni del sindaco Luigi Brugnaro alla luce delle notizie sull'inchiesta da parte della Procura di Venezia. C'è da dire che le dimissioni sono state chieste anche dal gruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, chi è all'opposizione, e da altri gruppi consiliari sempre di opposizione. Questa mattina però si è tenuta una riunione di maggioranza a Mestre, alla quale ha partecipato Luigi Brugnaro assieme ai rappresentanti dei partiti che lo sostengono in giunta, vale a dire la lista Brugnaro, naturalmente la sua Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lega. Brugnaro ha detto che si va avanti, si continua con l'attività di amministrazione della città. In effetti noi abbiamo già visto che la linea della maggioranza è questa. Ieri durante la riunione di commissione, nella quale per la prima volta maggioranza e opposizione si sono potute confrontare su questo tema, secondo la maggioranza sostanzialmente si tratta di una questione giudiziaria, per cui da tale deve essere trattata aspettando e rispettando i tempi che ha la questione giudiziaria. Per le opposizioni no, la questione giudiziaria apre anche una questione politica che va risolta subito e Brugnaro dovrebbe venire in aula a spiegare che cosa sta succedendo. Da quello che sappiamo Brugnaro non verrà in aula, il Consiglio Comunale, che deve approvare tra le altre cose il bilancio, è una maratona che andrà avanti anche domani e probabilmente dopodomani, ma in nessuna al momento delle sedute è prevista la presenza del sindaco. Sarà una seduta molto movimentata perché, dico, manca ancora un bel po' all'inizio, eppure inizia ad arrivare molta gente, per cui insomma possiamo dire che vedremo, insomma, e vi racconteremo poi anche in diretta una seduta molto movimentata. Allora Filippo, intanto grazie a te, a Nicoletta Rizzetto. Volevo chiederti se così che aria tira e se tu ritieni, hai sentito di possibili dimissioni da parte della Giunta. Brugnaro ha detto alla sua maggioranza andiamo avanti, secondo te sarà proprio così? Teoricamente sì, perché Brugnaro ha detto questo, però quello su cui si stanno interrogando in questo momento un po' tutti è quale sarà l'atteggiamento degli altri partiti al di là della lista Brugnaro che sostengono la maggioranza, la Lega e Fratelli d'Italia. Sono due partiti che mirano alla candidatura del prossimo sindaco di Venezia per il centrodestra e non è detto che rimangano fino alla fine, dipende anche da come si evolverà questa inchiesta. Direi che da questo punto di vista è abbastanza paradigmatica la dichiarazione di Raffaele Speranzon, che è il senatore di Fratelli d'Italia di Mestre, che è anche coordinatore del partito qui a Venezia, il quale ha detto che naturalmente fatte salve tutte le garanzie, insomma, che in questi casi bisogna riconoscere, che Fratelli d'Italia è il partito della legalità e non farà sconti a nessuno. Questa è una frase che in effetti ha scatenato un pochino di riflessioni su quella che potrebbe essere l'evoluzione, magari non oggi e neanche domani, ma nelle prossime settimane, della tenuta della Giunta qui a Cafarsetti. Grazie molte, grazie Filippo. Poi ovviamente daremo tutti i particolari del Consiglio Comunale di questo pomeriggio, oggi, stasera nei nostri telegiornali. Vediamo, ieri sera abbiamo parlato, vi dicevo, a Focus del terremoto dell'amministrazione veneziana, poi però abbiamo parlato anche della giornata dell'autonomia che è stata votata in Consiglio regionale. Ogni 22 ottobre ci sarà la giornata dell'autonomia che ricorda appunto il giorno in cui 2 milioni e quasi 400.000 veneti andarono a votare per il referendum dell'autonomia differenziata. Sentiamo cosa, ieri c'è stato un dibattito abbastanza vivace su questo, sentiamo cosa è successo. Una idea del tutto folcloristica per continuare a parlare di una questione che è molto seria, che è quella dell'autonomia,
in maniera non seria, cioè in maniera un po' populistica, prendendo in giro i cittadini, raccontandogli che così con i piccoli, pensando in piccolo, facendo le cose noi e basta, le cose le facciamo meglio. Quando invece su alcune cose, io sono un convinto autonomista sinceramente, come lo è il presidente Bonaccini del Partito Democratico, che aveva impostato tutto un altro schema di autonomia differenziata, come era lo schema originario dell'articolo 116 della Costituzione, che presentato dal centro-sinistra, che permetteva dei margini di autonomia, oggi questa impostazione di autonomia del centrodestra, di Calderoli, della Lega, che non chiarisce quali siano i livelli essenziali delle prestazioni, non li finanzia, non mette un soldo, la famosa autonomia a saldo zero, significa che non solo amplierà moltissimo le disuguaglianze, ma aumenterà tantissimo la burocrazia. Ditemi, trovatemi un'impresa che oggi si trova a competere solo nella propria regione. Se mi trovate un'impresa che oggi si trova a competere solo nella propria regione, io vi stringo la mano, perché chiunque cittadino, qualunque impresa avrà un fornitore, un cliente, un lavoro fuori regione e si troverà con dei sistemi, completamente diversi, con un moltiplicarsi di sistemi di formazione professionale, di giustizia di pace, di istruzione, tutti completamente diversi, e questo non farà altro che aumentare la burocrazia. Noi penso che la più grande promessa, il più grande impegno che dovremmo prendere con i cittadini sia quello di ridurre la burocrazia di questo paese, che oggi è il principale ostacolo allo sviluppo e della libera iniziativa delle imprese. E invece con questo schema confusionario, senza dire dove sono i soldi, senza dire cosa facciamo, senza dire come, andrà a finire che ci troveremo che le imprese diventeranno matte, perché si troveranno con 20 sistemi giuridici diversi, quando invece l'esperienza del Covid, ad esempio, ci dice che dovremo pensare su uno schema che non è neanche quello regionale, neanche quello nazionale, ma dobbiamo competere a livello europeo. Guardate come ne siamo usciti sul gas ne siamo usciti che lo stiamo comprando a livello europeo, e così stiamo riuscendo a uscirne. Ma cos'è che chiede, cos'è che permette la legge dell'autonomia differenziata di Calderoli? Che in materie energetiche ogni regione può andare per conto suo, e quindi 20 sistemi di gestione dell'energia, ogni regione fa per conto suo in Francia, tutto per ogni regione, ma certamente sì, certo, guarda, tantissimo proprio. No, guarda, stai parlando di un mondo completamente diverso. Non esistono 20 sistemi energetici in Francia, non esistono 20 sistemi energetici. La Francia, la Svezia, la Norvegia, la Spagna non c'hanno neanche le regioni in Francia, c'hanno i dipartimenti, ma cosa stai dicendo? Ma non è vero, l'acquisto di gas lo stanno facendo a livello, lo stanno facendo. Gli atti di notizie che fanno cerca di leggere. No, è lei che dovrebbe leggere, guarda, ti dico sinceramente. Per quanto riguarda l'autonomia veneta, allora sentiamo ma lo stanno discutendo. La prima volta che veniva dal dottor Baccialli, era appena passato il referendum famoso, e ho detto a Baccialli: se Zaia non ha il coraggio di portare i veneti in piazza, l'autonomia non ce la daranno mai, perché i 15 miliardi di residuo fiscale che mandiamo ogni anno a Roma fanno troppo comodo, che vengono dissipati in 1000 rivoli improduttivi, fanno troppo comodo. Ed è successo questo. Sono passati 7 anni, cosa abbiamo risolto? Articolo 116, 117 della Costituzione, comma bis, ter e quater, dicono che il Veneto ha diritto all'autonomia, non chiede l'autonomia, ha diritto. Ma il signor Bonaccini, furbescamente, insieme con Fontana, si sono accodati al Veneto l'ultima volta, sapendo che loro non avevano gli stessi diritti, quindi l'autonomia non la danno la Lombardia e l'Emilia Romagna, non la danno neanche al Veneto. Adesso mi viene a dire... Allora, sì, non ci darà mai l'autonomia è legge, è diventata legge, l'autonomia differenziata, per cui voglio dire, adesso si tratta, come diceva qualche altro ospite, lo diceva Giuseppe Panna, di riempire
questo quadro con le relative competenze. Il Presidente Zaia ha già avviato dei rapporti con il Governo per le prime materie non leppabili che non sono condizionate dai livelli essenziali di prestazione. C'è stato movimento anche a Ring, sempre sull'autonomia. Sentiamo lo scontro tra Rachele Scarpa e Luciano Sandonà. Mi sembra assurdo che si arrivi a voler istituire una giornata di ricordo per celebrare quello che secondo me è stato un referendum truffa, perché intanto non è stato sicuramente quello a dare l'input a Calderoli, era un quesito a dir poco tautologico, tanto che io per la prima volta in vita mia quella volta feci campagna per l'astensione, rivendicando l'inutilità e lo spreco di denaro pubblico che costituiva quel referendum. Si sente veneta? Onorevole, si sente veneta? Guarda, io mi sento veneta, ma non mi sento... Guarda, si non sente mi interrompa. veneta? Non mi interrompa. Si sente di rappresentare i veneti? Aspetti, Sandonà. Non mi interrompa. Aspetti, fermi, dai, che abbiamo pochissimo. Guardi, referendum truffa è un titolo forte, cioè, una dichiarazione forte. Assolutamente sì, e anche autonomia truffa, perché mentre l'autonomia potrebbe essere un'istanza di valorizzazione delle peculiarità di ciascun territorio, l'autonomia di Calderoli non è mica questa cosa qui. Innanzitutto non c'è una risorsa per garantire un quadro generale di uguaglianza che renda sostenibile. Voglio ben vedere, quadro, ma perché se si racconta ai veneti che questa autonomia ci farà comodo, secondo me si dice una bugia. Ma perché lei non accetta il risultato della maggioranza dei veneti? Mi spieghi questo? Lei è una rappresentante dei veneti, no? Lei perché non accetta un risultato di un referendum elettorale che è stato svolto, che è stato pagato interamente dal Veneto, perché il governo centrale rappresentato da Renzi l'ha fatto pagare interamente dal Veneto, non ci ha dato neanche la tessera elettorale, ha messo i bastoni sulle ruote fino all'ultimo momento. E vabbè, questi a Ring erano Luciano Sandonà della Lega, in Consiglio regionale la deputata del Partito Democratico Rachele Scarpa. Andiamo ancora un minuto di break pubblicitario e poi torniamo qui in studio. Tezze sul Brenta, corse clandestine e ovviamente i residenti hanno subito lanciato l'allarme. Non siamo sul set di Fast and Furious, ma in via Padre Luigi Scrosoppi a Belvedere di Tezze sul Brenta, dove fast, cioè veloci, sfrecciano spesso alcune auto in quelle che sembrano vere e proprie corse clandestine notturne e dove furious, cioè furiosi, arrabbiati, sono i residenti di quella via che termina proprio a ridosso di un quartiere abitato. A segnalarcelo sono alcuni cittadini che ci hanno contattato dopo aver filmato l'ennesimo episodio accaduto la sera del 10 luglio. Stando a quello che ci hanno raccontato, per 2 ore le macchine hanno gareggiato fianco a fianco, sfrecciando a velocità folle, e la cosa sarebbe stata segnalata anche alle forze dell'ordine. Il pericolo per l'incolumità di chi transita o abita in quella zona è alto, considerando che a pochi passi c'è una pista ciclabile pedonale altamente frequentata da sportivi, famiglie con bambini e cani a passeggio. Dal comune, interpellato sulla vicenda, non risultano segnalazioni aperte, ma il primo cittadino, Luigi Pellanda, si è immediatamente attivato insieme alla polizia locale. In Trentino Alto Adige sempre più frequenti gli avvistamenti di orsi e diversi turisti che si imbattono con questi poderosi plantigradi, e quindi c'è paura, c'è preoccupazione, ma continuano intanto le stragi dei lupi in altopiano che sembrano inarrestabili. Questo è ciò che potrebbe accadere all'altopiano se non verrà fatto qualcosa per ridurre l'impatto dei lupi sull'allevamento di montagna. A dirlo sono i malghesi dei 7 comuni ormai da troppo tempo, e a ribadirlo sono i Cortese, storici gestori di Malga Verde in Vallastaro, a 2 passi da Rubbio e da Conco. Nelle scorse ore la malga è stata nuovamente colpita dai selvatici che erano già entrati in azione qualche giorno fa.
Nel mirino sono finite altre 2 manze che pascolavano tranquille nei prati a ridosso della strada. E così i proprietari hanno deciso di mettere bene in vista questo cartello vicino all'animale sbranato per ricordare a tutti i rischi di una situazione che per gli addetti ai lavori sta prendendo una china ormai difficile da gestire. Da dire che siamo demoralizzati è riduttivo, siamo incazzati neri perché ci sentiamo presi in giro e come allevatori stiamo pagando degli affitti che sono assurdi per gestire le malghe e non siamo assolutamente tutelati da nessuno. Abbiamo subito la prima predazione 20 giorni fa e quando siamo arrivati la manza era ancora viva e quindi sono scene proprio che non auguro a nessuno di vedere. I malgari dell'altopiano non ne possono più e a risentirne è anche il comparto turistico, tanto che c'è chi ha deciso di chiudere baracca e portare giù dall'alpeggio anzitempo gli animali per metterli al sicuro. Ma il grido d'aiuto rimbalza ancora una volta dai pascoli dell'altopiano, inascoltato. Ci sentiamo impotenti di fronte a tutta questa situazione che ormai è diventata insostenibile e quindi chi ha il potere, chi può, deve fare qualcosa perché altrimenti qua nel giro di poco tempo i pascoli verranno anche abbandonati e siamo stanchi, non si può andare avanti così. La situazione non è cambiata di una virgola rispetto a qualche anno fa, quando a Malgamazze Inferiori, nell'area del Monte Corno, era stato inscenato il funerale di 2 vacche sbranate dai lupi. L'iniziativa aveva suscitato grande scalpore, ma solo quello. Servizio di Ferdinando Garavello, Belluno avrà un suo parco inclusivo a partire da ottobre, è l'unico parco a tema in Europa e si chiamerà l'Isola che non c'è. C'era commozione stamattina in sala giunta per l'annuncio. Belluno sarà una fra le 5 città italiane del nord Italia ad avere un parco giochi inclusivo, l'unico a tema in Europa. Si è conclusa positivamente la raccolta fondi lanciata nei mesi scorsi per realizzare l'isola che non c'è. 400.000 euro il costo complessivo dell'area che nascerà al Parco Città di Bologna e sarà motivo di vanto per l'amministrazione comunale e per chi vi ha contribuito. Privati, associazioni, aziende e su tutte la Fondazione De Rigo. È un progetto innanzitutto bellissimo e inclusivo, è un progetto importante per la provincia di cui facciamo parte, e è una provincia che ha dato tanto a noi e volevamo anche restituire qualcosa al presente e al futuro. Pensato e voluto dal Circolo Ricreativo dei Vigili del Fuoco di Belluno e condiviso dall'amministrazione comunale, il parco si estenderà per oltre 600 metri quadrati e potrà ospitare 130 bambini contemporaneamente. I 12 giochi sono stati studiati da un'equipe medica e daranno la possibilità a tutti i bambini, con o senza disabilità, sia fisica che cognitiva, di usarli insieme. Quando siamo partiti 2 anni fa l'idea era nata un po' diversamente, nel senso che si pensava di realizzare 2 o 3 giochi, non un parco. Poi alla fine siamo arrivati a questo parco che è una cosa meravigliosa e stupenda. L'isola che non c'è, progettato da Proludic, sarà posizionato su un pavimento antitrauma in gomma colata. Ci saranno aree tematiche che ricreeranno atmosfere e luoghi iconici della fiaba di Peter Pan. I bambini avranno la possibilità di esplorare e giocare nel galeone dei pirati, immaginando di incontrare Capitan Uncino, fingersi indiani alleati di Peter Pan o salire sull'albero per rifugiarsi nella casa dei bimbi perduti. Sarà un parco dove si abbatteranno le differenze, i bambini potranno giocare insieme, potranno dialogare, potranno crescere con quei valori di integrazione che sempre più abbiamo bisogno nella nostra società. I giochi del Parco Città di Bologna saranno smontati e ricollocati laddove ce n'è bisogno, al Parco San Lorenzo e al Parco Emilio, al Parco Arcobaleno di Cavarzano e probabilmente nell'area del Parco Fluviale di Lambioi. Un sogno realizzato grazie a un proficuo lavoro di squadra, ha detto l'assessora Dekunovic. Sono soddisfatta del lavoro che tutti abbiamo fatto e ovviamente ringrazio le varie ditte, ma sicuramente la Fondazione De Rigo, perché è quella che ha speso di più per poter portare a casa il progetto finale. Bel servizio di Tiziana Bolognani. Chiudiamo qui questa edizione di Focus TG. Grazie per aver scelto la nostra informazione. Grazie a Renato Cappoia e a Simone Merlo che sono in regia. Ci vedremo stasera a Focus, se lo vorrete, alle 21:15 e torneremo sul terremoto giudiziario che ha scosso l'amministrazione comunale di Venezia. Grazie e buona giornata.